Sportivi siciliani, ben trovati anche per questa settimana. Arriva il venerdì pomeriggio con l'appuntamento di Stadium Sicilia, ovvero il preview sul weekend calcistico delle 3 squadre di Lega Pro che giocano appunto in Sicilia. Parliamo del Catania, parliamo del Trapani, parliamo anche del Messina. Il mio compagno di viaggio per questa settimana, per questa puntata, Vincenzo Lacorte. Ciao Vincenzo, ben trovato. Eccoci caro Ettore, buon San Valentino. E buon Sanremo, e mettiamoci anche buon Sanremo, no? Voglio dire. San Valentino cade a fagiolo per tutti i tifosi appassionati. Infatti, e innamorati della È una squadra. festa, quella di questa settimana, molto tranquilla, proprio perché per fortuna veniamo fuori da una domenica interessante in quel di Monopoli, mi riferisco al Calcio Catania chiaramente. Assolutamente. Prima di iniziare a parlare proprio del Calcio Catania, una battuta che mi viene spontanea. È una partita che può diventare la svolta in 30 secondi? Assolutamente sì, ci credono tutti. Come sempre siamo all'inseguimento di questo filotto che pare non iniziare mai, chissà sia la volta buona. Speriamo bene. Allora a questo punto apriamo ufficialmente la nostra puntata, lo facciamo giustamente con il Calcio Catania. Lei presenta Sicilia, prima era Trinacria, proprio adesso ando cianco, c'è due mitico punto che si chiama Catania. Allora, Catania che giocherà in casa contro la Casertana, il Trapani invece affronterà una partita certamente non facile perché giocherà in casa con il Sorrento che è in fase certamente positiva. Eccola qua, la nostra regia ci ha già mandato la schermata, ne approfittiamo per ricordare tutti gli incontri: Giuliano Latina, Taranto Foggia, Benevento Messina, Cavese Picerno, Potenza Juventus Next Generation, Avellino Crotone, Trapani Sorrento, Cerignola Turris, Catania Casertana e poi Monopoli Altamura. Il Catania giocherà alle ore 17:30, mentre invece le altre squadre giocheranno in un orario che secondo me è molto più calcistico. Più consono. Infatti, ne approfittiamo subito anche per vedere la classifica della settima giornata. Eccola qui, con il Cerignola che è balzato in vetta con 51 punti, 48 per il Monopoli, con 46 Avellino e Benevento, 43 punti per il Crotone, 42 per il Potenza, con 38 il Trapani ed il Catania, 37 per Sorrento e Giuliano, 36 punti per il Picerno, con 34 Juventus Next Generation, 32 punti Altamura e Foggia, con 29 Cavese e Latina, 27 per la Casertana, 24 punti per il Messina e poi già secondo me stagione chiusa per Turris e Taranto, la Turris con 6 punti e addirittura il Taranto con -6. Allora, lo abbiamo già un po' anticipato, nel frattempo possiamo già vedere le immagini della bella vittoria un po' inaspettata anche da parte del Catania in quella di Monopoli, ma veramente c'è la svolta? Cioè questa vittoria in casa della prima in classifica, anche dal punto di vista mentale probabilmente è veramente una svolta. Soprattutto dal punto di vista mentale, perché tolto il secondo gol, quello di Gherardi, voluto, cercato, di potenza, ma il primo è stato così, un gol un po' particolare. Un po' trovato anche. Ma noi baciamo a terra per averlo, assolutamente. Perché De Paoli all'ingresso, al primo minuto, al secondo minuto di gioco, si va a trovare ce lo quel teniamo pallone. questo gol fatto in questa maniera. C'è anche un po', secondo me, in preparazione da parte del portiere, perché la palla era, secondo me, alla portata, assolutamente alla portata. Però guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Eccolo, assolutamente una vittoria su cui fondare il presente, cioè partire da subito per capire se si può ottenere qualcosa di più con questo asset che finalmente dovrebbe andarsi a confermare, cioè finalmente da oggi in poi Toscano dovrebbe poter costruire una formazione titolare, anche perché, che finora non c'è stata mai. Bravo, anche perché sono arrivati finalmente dei giocatori, quindi diciamo solo con quelli devi chiudere la stagione e puntare giustamente a fare più risultato possibile. Ma questa sconfitta del Monopoli ci fa capire che probabilmente, insomma, la situazione in vetta a questa classifica è ancora tutta aperta. Ancora tutta da scoprire. Se togliamo la
regolarità dell'Audace Cerignola da parecchie gare a questa parte, avendo soppiantato tanto il Benevento quanto il Monopoli, quell'accenno, come dire, di reazione che ha avuto il Monopoli, che poi si è spenta prontamente. Sicuramente Audace Cerignola e Juventus Next Gen sono le squadre più in forma del momento. Quindi non credi al Cerignola fattivo al primo posto per tutta la parte finale di questa stagione? Diamo a Cesare anche quel che è di Cesare, perché credo che comunque qualche merito per stare al primo posto con 51 punti la squadra di Raffaele deve averlo. E come no. E ne abbiamo sempre parlato dell'Audace Cerignola, anche quando scalpitava da sotto abbiamo sempre detto che è un modello societario da seguire, che ha lavorato bene negli anni, che è cresciuta, che ha seguito un progetto. Ne abbiamo sempre parlato bene dell'Audace Cerignola. E oggi le nostre parole vanno in cielo, perché e non dimentichiamoci fatti... che quando abbiamo giocato a Cerignola sappiamo benissimo che Catania c'è stato e che figuraccia ha fatto nei confronti di una squadra che comunque ha dimostrato di correre con dei profili giovani, importanti, che riesce veramente a costruire il bel gioco, assolutamente una bella Quindi squadra. Cerignola promosso, Monopoli da rivedere. Infatti. Ed il Benevento, perché a questo punto dobbiamo dire che sì, l'arrivo di Pazienza ha certamente forse galvanizzato, però è anche vero che è in fase calante questa Benevento squadra. ha corto di punti in maniera incredibile, cioè non riesce più veramente a trovare il bando alla matassa, laddove il bando alla matassa intendo una continuità. Certo. Perché come fa una squadra di testa a smarrire la continuità? Non gli è consentito, perché se tu perdi la continuità, evidentemente... Ma ti aspettavi l'esonero di Auteri? No, francamente l'esonero no. Mi aspettavo che Auteri subisse il solito calo stagionale di questo momento. Ma questo calo è stato talmente esagerato. Ma è stato talmente esagerato, francamente mi ha sorpreso. Francamente mi ha sorpreso per la velocità della cosa. Pensavo magari un po', ma anche lì si vede che c'è un'esigenza di dare subito il taglio netto col passato. Bene, allora ritorniamo a parlare del calcio Catania. Tra poco sentiremo anche le dichiarazioni di Toscano al termine della bella vittoria in casa del Monopoli. È un Toscano rigenerato, secondo me, tra l'altro sarà squalificato, non sarà in panchina. Ahimè, ha gridato a voce alta espulsione e il giudice chiaramente ha caricato, l'arbitro ha caricato solo una giornata se non sbaglio. Una giornata, ma dicendo che c'erano stati comportamenti antisportivi, insulti e quant'altro. Ovviamente Toscano non l'ha detto, secondo lui. Comunque è un Toscano rigenerato? Assolutamente, è cambiato l'atteggiamento. Mi ha colpito molto quella parola avvelenati, no? Quando lui dice che finalmente i suoi calciatori giocano col piglio degli avvelenati, cioè come se fossero dei tarantolati. Insomma, non è un rassegnato sul fatto che forse avrebbe potuto pretendere qualcosa in più nella campagna acquisti? No, secondo me ha detto praticamente che quello che c'è, lui si è definito sempre aziendalista, no? Ha detto che quello che c'è lui lo saprà, ci saprà lavorare su. Ma io credo che il materiale c'è. E ha detto anche che chi in passato non aveva riscosso la sua fiducia, oggi ha capito cosa vuole il mister da questi ragazzi. Benissimo. Quindi noi siamo è un lavoro allora che lui ritiene produttivo. Benissimo, allora ha detto bene, Arcigno deciso, cattivo, com'è che aveva detto? Avvelenato. Un Catania avvelenato, quello che poi in fondo piace a noi che commentiamo la squadra catanese, chiaro. Perché quando c'è una squadra avvelenata vuol dire che ha la voglia di fare risultato o in casa o fuori casa. Intanto sentiamoci proprio le dichiarazioni di mister Toscano al termine della vittoria contro il Monopoli. Oggi è stata una partita straordinaria, la squadra ha avuto un cuore grandissimo, ha dato l'anima, come ha dato l'anima in tante situazioni. Poi a volte abbiamo commesso degli errori, abbiamo perso delle partite magari non meritatamente, ma il nostro percorso passa anche da questi momenti dove ti devi ricompattare, devi essere convinto del lavoro che stai facendo, devi lavorare durante la settimana come ha fatto questa settimana la squadra. Infatti ho detto ai ragazzi, godetevi questa vittoria importante contro la prima in classifica, contro la capolista, ma la martedì vi voglio ancora avvelenati come questa settimana. Una partita meritata, dal punto di vista tattico, fisico e mentale, interpretata nel modo perfetto da parte dei ragazzi, che faccio i complimenti. Però ripeto, godiamoci questa vittoria, martedì non si torna indietro, sempre avvelenati, sempre avvelenati.
sempre avvelenati. È la terminologia giusta per dare un'ulteriore spinta alla squadra, all'ambiente, ai tifosi, anche perché adesso, diciamolo pure, la partita con la Casertana, diciamo che sulla carta potrebbe essere abbordabile, però più di una volta ci siamo ritrovati in casa con squadre che avremmo potuto tranquillamente battere e abbiamo anche pure perso. Quindi vuol dire che guardinga però avvelenata. Quindi diciamo fare la quadratura del cerchio e ottenere il miglior risultato possibile, che nel caso è certamente una vittoria. È vero, perché è questo quello che ci aspettiamo tutti, mister incluso. È normale che è società inclusa, naturalmente. Nel frattempo possono partire le immagini dell'allenamento appunto di questo inizio settimana, dove abbiamo visto una squadra che effettivamente era sul pezzo, era vogliosa, era convinta, era determinata. È convinta pure che se inizia questo filotto può diventare fondamentale per la classifica. Sì, infatti penso che sia davvero la panacea di tutti i mali, sia davvero arrivato il momento in cui i ragazzi si sentono veramente galvanizzati e possono far valere al meglio le loro caratteristiche e credimi, gente di valore ce n'è parecchia. La Casertana arriva dunque al momento giusto, cioè incontriamo una squadra che certamente non è altissima in classifica, vuole punti per la sua salvezza, però è abbordabile. È una squadra abbordabile, è una squadra contro cui dobbiamo fare per forza bene, è una squadra contro cui i miglioramenti tecnico-tattici che si sono visti vanno ulteriormente registrati e, come dire, messi in campo per acquisire punti. Vincenzo, credi che ci saranno dei cambiamenti sulla formazione iniziale oppure una quasi conferma in blocco degli 11? Una quasi conferma, l'unica potrebbe essere Lunetta, se veramente Lunetta, come avevano detto la settimana scorsa, era lì sul punto, ma hanno evitato di forzare, probabilmente Lunetta potrebbe essere il vero assist per la fascia sinistra. E poi c'è Frisenna. Raimo è adattato, sì, Frisenna probabilmente entrerebbe come secondo tempo, se non ci sono problemi. Superata la squalifica, diciamo che però è un centrocampista abbordabile assolutamente di per valore, il contesto della squadra. Certo. Quindi diamo un pronostico secco e diretto. La vittoria con la Casertana significherebbe ulteriore balzo in classifica, una vetta lontana, ma comunque siamo sul pezzo. Necessaria, una vittoria necessaria, perché se è vero che in questi playoff si vuole ambire a fare qualcosa, è vero che bisogna arrivarci il più in alto possibile. È il momento giusto, anche perché, diciamolo pure, tra poco vedremo anche poi il discorso riguardante il Trapani, perdendo a questo punto la semifinale non avrà la possibilità chiaramente di usufruire della vittoria di Coppa per guadagnare una buona posizione nei playoff, pertanto ce lo ritroviamo vicino, attaccato pertanto con la possibilità di essere anche in una situazione di impasse. Che può, diciamo... Tra l'altro dobbiamo andare a giocare a Trapani. Devono andare a giocare e certo il Trapani può sempre pungere, lo abbiamo visto, squadra ostica, quasi, come dire, idonea a fare le sorprese di rito, no? Abbiamo visto vittorie eclatanti, così come a volte scoppole eclatanti. E quindi il suo andamento non è stato lineare. Questa mancata qualificazione di Coppa, chiaramente il presidente Antonini, di cui ora tra poco parleremo, evidentemente avrà ricalibrato le esigenze di questa squadra. È vero. Benissimo, allora abbiamo chiuso la parentesi dedicata al calcio Catania, abbiamo uno spazio pubblicitario e poi Stadium Sicilia ritorna e parleremo appunto del Trapani Calcio. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare,
insieme a te per comprare e vendere. Eccoci rientrati, siete con Stadium Sicilia il venerdì a partire dalle 15:20 sul canale 15 del Digitale Terrestre. Vi ricordo che siamo anche in contemporanea sulla piattaforma HBB TV di 7 Gold, in modo specifico con Globus Television. Apriamo adesso la parentesi un po' ricca e un po' piccante del Trapani Calcio. Vi starete domandando perché è piccante? Perché? È piccante perché questa settimana ci sono stati parecchi scontri verbali tramite social, non mai di presenza, Partiti dai social. tra proprio. Antonini e Lo Monaco, l'ex direttore del Calcio Catania. Tu come vedi questa cosa? In ultimo Novara, esonerato dal Novara, Sì, no? sì, vabbè, diciamo che noi parliamo del Catania, delle altre ci interessa poco. E come la vedi? Come la vedi? Perché insomma qualcuno è pro Antonini, qualcuno invece è pro Lo Monaco, perché poi in mezzo ci sta la storia del Calcio La Catania. storia, certo. Intanto, come ho sempre detto, Antonini approfitta troppo del canale social, approfitta nel senso che non è lui l'organo di stampa del Trapani, non è il presidente che sui social deve scrivere le cose importanti della società. Io la vedo così. Sì, su questo condivido. Da questo modo spartano di vivere i social è partita questa querella con Lo Monaco dicendogli che era stato la rovina del Catania, no? Facendo intuire che si riferiva soprattutto alla stagione dei treni del gol, quando giustamente Lo Monaco gli risponde: io già a quel tempo non c'ero più, Non c'era più lui, e avevo lasciato la effettivamente. squadra in Serie A, mentre poi il Catania ha quella stagione in Serie B, e da lì nasce il discorso Ma dei treni del gol. Secondo te non si sta un po' esagerando? Certo. Perché poi alla fine parliamo di calcio Sì, in Sicilia, è vero. e quando due grandi realtà come quella di Trapani e anche Tra quella di l'altro Catania, alle parti opposte dell'isola. infatti si battibeccano in questa Sì, maniera, anche sì. se poi indirettamente il Catania è marginale, perché la figura di Lo Monaco in Non questo è momento oggi non è un istituzionale, tesserato non è del istituzionale. calcio Catania, però non ci Un piace. po' infastidisce, un po' infastidisce. Non ci piace, non so se È condividi vero che Lo questa Monaco ha cosa. snocciolato tutta una serie di cose giuste, Giuste, promozioni, giusto. incarichi federali, Chiaro. ruolo istituzionale dentro il Catania che fu matricola 11.700, sino alla Serie A, come lui giustamente ha puntualizzato. 10 anni di Serie A, quelli non si Perché ritornano poi mai. nulla c'entra il discorso dei treni del gol col suo rientro ai tempi della Serie C, quella è un'altra pagina. È un'altra pagina, è un altro discorso. condivido. Parliamo di calcio, perché poi in fondo questo è un Questo a preview noi interessa, no? dedicato giustamente al pallone, al sapore del campo in erba, che spesso e volentieri non è naturale ma No. è sintetica. Allora, Trapani che perde una grande possibilità, quella di avere un buon posizionamento Esatto, nei playoff, perché esatto. cade in quel di Rimini. Ci guardiamo gli highlights e così capiamo com'è andata, perché insomma questa sconfitta pesa anche, secondo me, anche nell'umore sia del loro mister ma anche della squadra. Prima semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C dopo lo 0-0 dell'andata a Trapani al Romeo Neri di Rimini. Rimini e il Trapani si giocano l'accesso all'ultimo atto, che significa trofeo e significa equiparazione a una terza classificata per quanto riguarda la griglia playoff della post-season. Rimini che sceglie il 3-5-2, il Trapani si schiera invece con il 4-3-3 con Anatriello come riferimento centrale. È Rimini che parte meglio e fa la partita. Sugli scudi c'è Parigi, prima questa azione sulla sinistra, il pallone arriva da parte di Longobardi, la palla finisce al centro, Parigi controlla, si gira, fa partire questo destro sul quale è superlativo Uicai al terzo minuto, il primo squillo da parte dell'attaccante del Rimini che chiama alla parata il portiere del Trapani
Parigi che poi prova a inventarsi il gol più bello della serata, sombrero e destro dalla distanza, soltanto il palo salva il Trapani al 13° minuto, salta così Silvestri, la mette giù col petto e soltanto il palo gli strozza in gola l'urlo. Risponde poi Iannatriello con questa rovesciata, il tentativo che va vicinissimo all'incrocio dei pali sull'imbucata di Federico Carraro con il portiere Vitali che sembrava comunque sulla traiettoria. Un bel gesto tecnico quello dell'attaccante 2004 che forse avrebbe meritato miglior sorte. Ottima la coordinazione, la palla che va vicinissima all'incrocio. E ancora Rimini che fa la partita con questa azione sulla destra, imbucata alle spalle di Benedetti, scarico e destro di prima di Ubaldi, e ancora una volta Uicai perfetto nel distendersi, forse posizione di fuorigioco di Simone Cinquegrano, ma è superlativa ancora una volta la parata del portiere del Trapani sulla girata di Leonardo Ubaldi. È al 74° però che si sblocca la partita, il nuovo entrato Cioffi con la maledetta, la palla che cambia direzione, beffa il portiere del Trapani che, come abbiamo detto, era stato strepitoso a salvare la sua squadra nel primo tempo. Non può nulla su questa conclusione, si fa beffare con la palla che gli passa tra le mani e al 74° il Rimini sblocca la partita col secondo gol consecutivo di Cioffi, che aveva segnato contro l'Ascoli nell'ultimo turno, aveva deciso la sfida dal dischetto. La partita cambia, il Trapani si riversa tutto in avanti, ma l'uomo però entra così a centrocampo all'81°, intervento a piedi uniti, l'arbitro estrae il cartellino rosso per il nuovo entrato difensore del Trapani che all'81° lascia in 10 la sua squadra. La partita cambia, intervento molto duro questo di Malomo ai danni di Conti che resta a terra, ma riuscirà comunque a proseguire la propria partita con Malomo che esce tra i fischi all'82°. Conti infatti recupera qui il pallone da via al contropiede del Rimini, la palla è molto buona dentro l'area per Cioffi che fa partire il destro, il palo gli dice di no, ma sulla ribattuta arriva Malagrida che col destro batte ancora una volta Uicai per il primo gol stagionale da parte del numero 10 del Rimini che all'85° di fatto chiude la partita. Stop e botta centrale per il gol del 2-0 dei romagnoli sul finale all'ultimo minuto dopo un lungo torello da parte del Rimini. Parte Linas Megelaitis sulla destra, palla al centro e arriva Langella con il cucchiaio a scavalcare Uicai per il suo secondo gol in questa Coppa Italia Serie C dopo quello che aveva deciso il primo turno contro l'Arzignano Valchiampo. Il Rimini si regala così una super serata e si regala soprattutto la prima finale di Coppa Italia Serie C della sua storia. L'anno scorso sconfitto in semifinale dal Catania, poi vincitore. Quest'anno andrà a giocarsi l'ultimo atto contro la vincente di Caldiero Gian Erminio. Beh, un 3-0 che non ammette discussioni. La squadra del Rimini ha dimostrato forse sul campo veramente di meritare questo passaggio e di giocarsi la finalissima. Io credo che forse il Trapani dovrebbe fare un po' il mea culpa, condividi? Ci sono cose che vanno riviste, ci sono atteggiamenti che vanno rimodulati, magari uomini che vanno un po' come dire, catechizzati, perché evidentemente si è persa un'occasione grandissima e quest'anno se la sarebbero potuto godere perché sarebbero andati di pari passo due possibilità importanti. Senti Vincenzo, non come il Catania l'anno scorso che ha dovuto sudare che poi se le dovuto 7 sudare, camicie fino alla fine. Sappiamo benissimo anche poi dopo quella vittoria come andò a finire. Esatto. Ma secondo te quei due momenti positivi in campionato in cui il Trapani ha totalizzato 6 punti, una però sottolineiamo era contro la Turris, quindi abbordabile, è giusto dirlo, possono aver influito anche nella mente della squadra e forse probabilmente anche nella mentalità della dirigenza della sera. Abbiamo fatto 6 punti, andiamo lì, siamo sullo 0-0, ce la giochiamo e poi mi sa che è andato a finire tutto al contrario. Tutto comincia dalla gara di andata evidentemente, perché quello 0-0 sul campo amico evidentemente ha agevolato più il ritmo, lascia tanto amaro in bocca, no? Perché quella è stata la vera grande occasione, la vera ghiotta occasione di non andare a Rimini con un punteggio già favorevole. Sì, effettivamente forse probabilmente lo sbaglio ed è figlia di quelle due vittorie. Ed è figlia proprio di quelle due vittorie. Sì. Sentiamo comunque le dichiarazioni di mister Torrente al termine di questa
batosta, perché batosta è stata, Questo è. contro il Rimini. Non mi butto giù adesso, c'è bisogno di lavorare, di trovare una condizione fisica migliore di quella che abbiamo e poi poter scegliere in base alle caratteristiche che ho della squadra, anche a livello tattico, il vestito giusto. Abbiamo fatto due buone gare, ma c'è ancora come ho detto prima, da lavorare tanto, perché è una squadra che ha cambiato 3 allenatori, è una squadra che ha 3 metodologie di lavoro, tanti ragazzi sono stati infortunati, qualcuno è arrivato al mercato di gennaio non in condizioni, quindi dobbiamo mettere a posto sia a livello tecnico-tattico che a livello soprattutto fisico, metterci in condizione. Siamo partiti con idea tattica di 4-3-3, abbiamo fatto 2 buone gare, ma devo trovare ancora l'equilibrio giusto in base a quello che ho a disposizione. Io credo che la cosa più giusta, la dichiarazione più giusta di mister Torrente è stata quella nel dire che effettivamente questa squadra ha cambiato 3 allenatori, quindi 3 credi metodologie tattici. Ci può anche stare, No, poi no, tutto no, il resto, voglio dire... il mercato, gli infortuni, tutti ce e l'hanno. poi il mercato loro l'hanno fatto pure bene, Buono. quindi non si possono lamentare. No, le metodologie giustissimo, giustissimo. E poi quello ha mettiamo, influito. e poi mettiamo l'avversario, un signore E poi avversario. mettiamo l'avversario, Che dicevamo perché- prima a microfoni spenti, caro Ettore, l'anno scorso fece sudare il Catania, no? Sappiamo In semifinale fece sappiamo sudare il Catania. benissimo di questo Rimini, Certo. che già l'anno scorso ci aveva fatto soffrire. Chiudiamo la parentesi del Trapani Calcio e lo facciamo come al solito con il punto di Enzo Biondo. Archiviata l'eliminazione dalla Coppa Italia, il Trapani si rituffa in campionato per ospitare il Sorrento. Domenica alle ore 15 lo stadio provinciale riaprirà i battenti per un impegno che sulla carta sembrerebbe alla portata, ma che in realtà nasconde qualche insidia, legata proprio al fatto che molti si chiedono quanta delusione, quanta amarezza avrà lasciato l'eliminazione dalla manifestazione, dove tra l'altro la società puntava molto per poter ottenere una migliore posizione nei playoff, ma anche per portare a casa il trofeo. Rimini comunque appartiene al passato, il presente è immediato e il Sorrento ha la necessità di risalire quante più posizioni in classifica, considerando anche che c'è molta curiosità e un misto anche di rabbia legata alle vicende che coinvolgono Taranto e Turrisi, le cui esclusioni potrebbero riscrivere la classifica. Oggi comunque bisogna pensare a superare i rossoneri che al provinciale, particolare curioso, non hanno mai vinto. Delle 11 partite disputate ne hanno pareggiate appena 4. Chiaramente in questi casi bisogna sempre toccare ferro, perché prima o poi potrebbe succedere, ma tutto dipenderà ovviamente dalle scelte che farà il tecnico Torrente e dalle prestazioni che forniranno i giocatori che saranno scelti dal primo minuto. Altra incognita è legata ad un aspetto che non è marginale, vale a dire i nuovi. Quanto tempo impiegheranno per far parte del progetto, per creare l'amalgama che il compianto Massimino avrebbe voluto comprare qualche anno fa per il suo Catania. Archiviata l'eliminazione dalla Coppa Italia, il Trapani si rituffa in campionato per ospitare il Sorrento. Domenica alle ore 15 lo stadio provinciale riaprirà i battenti per un impegno che sulla carta sembrerebbe alla portata, ma che in realtà nasconde qualche insidia, legata proprio al fatto che molti si chiedono
quanta delusione, quanta amarezza avrà lasciato l'eliminazione dalla manifestazione, dove tra l'altro la società puntava molto per poter ottenere una migliore posizione nei playoff, ma anche per portare a casa il trofeo. Rimini comunque appartiene al passato, il presente è immediato e il Sorrento ha la necessità di risalire quante più posizioni in classifica, considerando anche che c'è molta curiosità e un misto anche di rabbia legata alle vicende che coinvolgono Taranto e Turrisi, le cui esclusioni potrebbero riscrivere la classifica. Oggi comunque bisogna pensare a superare i rossoneri che al provinciale, particolare curioso, non hanno mai vinto. Delle 11 partite disputate ne hanno pareggiate appena 4. Chiaramente in questi casi bisogna sempre toccare ferro, perché prima o poi potrebbe succedere, ma tutto dipenderà ovviamente dalle scelte che farà il tecnico Torrente e dalle prestazioni che forniranno i giocatori che saranno scelti dal primo minuto. Altra incognita è legata ad un aspetto che non è marginale, vale a dire i nuovi. Quanto tempo impiegheranno per far parte del progetto, per creare l'amalgama che il compianto Massimino avrebbe voluto comprare qualche anno fa per il suo Catania. Beh, sull'amalgama sono state raccontate tantissime barzellette e ci piace comunque ricordare proprio la parola, perché ci fa venire in mente soprattutto il presidentissimo Massimino. Ci piace. Credo che il punto di Enzo sia stato molto chiaro. Assolutamente, era veramente un editoriale. Perfetto. Lo chiamerei un editoriale Perfetto. vocale, ma pur Molto sempre un chiaro, editoriale. molto preciso. Assolutamente sì. Va bene, allora abbiamo chiuso anche con il Trapani Calcio. Come al solito il nostro ultimo segmento è dedicato alla Messina. Ci sentiamo e ci vediamo dopo la pubblicità. Gioielleria Battaglia. La bellezza, l'eleganza, la qualità. Gioielleria Battaglia. A Catania, in via Gabriele D'Annunzio 224. Perché da noi un dono è per sempre. Seguici anche su Facebook. Ultimi minuti della nostra trasmissione del venerdì dedicata al preview delle squadre siciliane in Lega Pro. È il momento adesso di parlare del Messina Calcio. Messina Calcio che va a fare una partita difficile secondo me, però c'è entusiasmo in questo momento. Ce la sta mettendo tutta. Sì, tra l'altro il pareggio, interno contro il Picerno, non è stato un pareggio che va sottovalutato, No, perché no. il Picerno, diciamolo pure, è lì. È una di quelle squadre che veramente ti può rendere difficile la giornata. È vero, è vero. Quindi è bene che si sia incastonato quel risultato di parità, perché è un punto prezioso. Tra l'altro ricordiamo anche, come hai detto bene tu e l'ha detto pure Enzo, dopo il 17 ci potrebbe essere un rivoluzionamento proprio nel caso in cui il Taranto viene escluso definitivamente dal campionato. Cambiano alcune cose, l'unico che si rafforza è sempre l'Audace Cerignola, sì, poi ovviamente l'Avellino riguadagnerebbe punti, mentre perderebbe a danni molti del punti Monopolo, il Benevento rischia di perdere molti punti. E qui c'è da vedere un po' la situazione molto complessa, un po' tutte le testate, oggi anche la Sicilia si sono sbizzarrite nel fare un quadro, non sbizzarrite, per carità, l'hanno fatto in modo professionale. Certo, chiaro, è logico. Sbizzarrite nel senso che ancora non sappiamo come andrà a finire, no? Perché ci sono due squadre
e 3 ipotesi, quindi incastonate questa moltiplicazione con tanti eventi che si possono poi manifestare, Può davvero succedere rende di dura tutto. tutto. Tra l'altro stiamo vedendo queste immagini del pareggio del Messina in casa contro il Picerno, Sì. grande parata del portiere, Sì, grande. 3 punti importantissimi, E come? salvati. Poi in questo caso insomma soltanto un punto a fine partita perché è finita in parità, Esatto. però credo che il Messina abbia cambiato marcia. Sì, ne sono conscio anch'io. È arrivato finalmente quel girone di ritorno che mediamente negli ultimi anni È un po' la caratteristica del è Messina, stato- tra l'altro. non si vuole sottrarre anche in questa stagione, è vero, e è noi vero. da siciliani ce lo auguriamo. Però è anche vero che questa volta credo che ci siano gli elementi, gli equilibri dirigenziali giusti per probabilmente già programmare per la prossima stagione un eventuale campionato un po' più tranquillo. Sì. Sentiamo comunque le parole dell'allenatore del Messina, che comunque è molto contento della squadra ed è fiducioso anche per i prossimi incontri. Ma la condizione attuale della squadra è una condizione buona e il calo fisico è determinato, parliamo di questa partita qua, oggi ragazzi, ripeto, e ci dispiace non aver vinto, quindi sia chiaro, anche se quando non si riesce a vincere, una squadra forte come la nostra, e siamo il Messina, deve portare a casa qualcosa, quindi non siamo riusciti a vincere e ci siamo portati a casa un pari grazie a Titas che ha parato un rigore, grazie a tutto l'impegno dei ragazzi, perché oggi la cosa che mi piace invece sottolineare al contrario è che siamo qui a parlare di questo e nessuno si è accorto che mancavano 7 giocatori, che uno aveva la febbre, che 3 che hanno giocato oggi hanno fatto 2 allenamenti con noi, perché Kevin Averi ha fatto un allenamento e mezzo e ha fatto una grande partita, Gelli ha fatto un allenamento e mezzo e ha fatto una grande partita, Jerome Vicario ha fatto 2 allenamenti e ha giocato, quindi io oggi vedo dei ragazzi che non mollano mai, che hanno lo spirito da Messina e che hanno soprattutto l'atteggiamento da Messina, perché non hanno mai mollato una palla e quando c'è stato bisogno di soffrire, perché abbiamo sofferto insieme. Abbiamo sofferto insieme ai tifosi, abbiamo sofferto tutta la squadra insieme. Questo è il punto guadagnato, ecco. Poi ovviamente abbiamo giocato il finale di partita con 2 centravanti e un trequartista, quindi abbiamo sempre cercato di vincere. E quando non si riesce a vincere bisogna non perdere. Il calendario, io l'ho detto il primo giorno che sono arrivato, per noi non fa differenza giocare contro la prima o contro l'ultima, noi sappiamo che dobbiamo far punti con tutti. È chiaro che la prima, non lo dico io, avrà dei valori più alti che le altre, ma noi in questo momento non possiamo stare a guardare al calendario, ma noi possiamo stare a guardare una partita alla volta e la partita che viene è la più importante. Quindi noi dobbiamo prepararci così a queste partite che ci mancano, perché noi dobbiamo fare punti con tutti, non ce n'è qualcuno in particolare dove si pensa che si abbia più facilità di fare punti, non è così. Noi possiamo fare punti con tutti e quindi dobbiamo pensare in questo modo e giocare ogni partita alla morte, che sia il Benevento, che sia il Latina, non cambia niente per noi. Messina che scenderà in campo domani, sabato contro il Benevento, poi domenica nel primo pomeriggio alle 15 ci sarà Trapani-Sorrento e poi si chiuderà alle 17:30 con Catania-Casertana. Questo è il quadro delle 3 siciliane nel weekend calcistico. Siamo ai saluti, un pronostico veloce su queste 3 partite. Dai Vincenzo, sparane qualcuna. Allora, vittoria per il Catania. Sì. Benevento-Messina come andrà? Benevento-Messina è dura, una partita dura assolutamente. Io mi auguro che questo pareggio sia prototipo di un altro pareggio, almeno di un altro pareggio. Che diventerebbe molto pesante perché lo diventerebbe stai facendo a Benevento. Preziosissimo. E l'ultima infatti. partita invece del Trapani contro il Sorrento? Il Trapani secondo me riprenderà la rotta, non può permettersi di andare
di andare a fare altri errori, e quindi un'altra vittoria anche per il Trapani. Benissimo, tutto questo chiaramente lo racconteremo venerdì prossimo. Per intanto ringrazio Vincenzo Lacorte. È stato sempre un piacere, Ettore. Grazie, Alla grazie prossima. Vincenzo. Noi ci congediamo da voi, vi ricordiamo che siamo in onda il venerdì a partire dalle 15:20, sempre sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, ma anche in diretta su Globus Television grazie alla piattaforma HBBTV, sempre del canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Se volete rivedere questa puntata basta visitare anche la pagina ufficiale della nostra trasmissione Stadium Sicilia sulla piattaforma Facebook. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo la prossima settimana.